150.000 visitatori in soli 4 giorni, quasi 5.000 buyer provenienti da tutto il mondo. Il Vinitaly di Verona si conferma come la più importante vetrina internazionale per il vino italiano e la Puglia è sempre più una punta di diamante. Assessore, la Puglia con i suoi vini conquista sempre più wine lovers. Come sta andando questo Vinitaly? Beh, mi pare che dall'affluenza, che è il primo indizio che abbiamo circa l'attenzione rivolta ai nostri vini, le cose stiano andando molto bene. Portiamo circa 150 produttori, una parte nello stand della Puglia, una parte disseminati nei vari stand a livello nazionale che sono presenti ovviamente anche in forma consortile e non solo riferita al territorio, quindi regionale, con un'idea di un'attività che si sviluppa sempre di più in termini di qualità. La rivista di turismo e cultura del Mediterraneo Spiagge ha presentato un viaggio emozionale attraverso i prodotti simbolo della Puglia: olio, vino e mandorla, paesaggi e sapori della dieta mediterranea. Tantissimi giornalisti, esperti di moda, eventi e turismo si sono accreditati alla conferenza stampa organizzata da Spiagge, cui ha partecipato anche il presidente dell'Associazione Pugliesi di Verona, Sogno Salentino, Diego De Carlo. Conferito il premio Salento da Comunicare Vera De Luca 2018 al presidente nazionale dei comunicatori e dei giornalisti dell'Associazione Stampa Agroalimentare, Roberto Rabachino, prestigiosa firma del giornalismo enogastronomico italiano e internazionale. Il comune di Ceglie Messapica, in partenariato con Cantine Due Palme, la Cantina Conti Zecca e Cantina San Donaci, hanno presentato ai giornalisti un viaggio ideale attraverso una Puglia gustosa e golosa. Prima tappa a Ceglie Messapica, dove la produzione del vino Terra Meie incarna un progetto di valorizzazione territoriale e sociale. Ceglie Messapica è una città d'arte e terra di gastronomia. Quest'anno partecipa al Vinitaly perché è diventata terra di enogastronomia, grazie soprattutto al vino Terra Meie, il vino prodotto dagli ortali municipali della nostra città. Un progetto sperimentale innovativo realizzato grazie a Cantine Due Palme, che ha prodotto il vino integralmente, utilizzando i vitigni e le uve del terreno vicino al nostro municipio. Abbiamo pensato quindi, grazie al supporto di Cantine Due Palme, di fare un vino che deriva da un progetto anche di tipo sociale e riabilitativo. Non possiamo andare indietro ma sempre andare avanti, considerato il fatto che ospitiamo la Mad Cooking School. La Mad Cooking School è una struttura che ha preso vita circa 4 anni fa ed è importante perché è in seguito alla partnership ormai consolidata con Alma, la scuola internazionale di cucina più importante in Italia. Perché venire a Ceglie? Venire a Ceglie perché effettivamente è terra di gastronomia, di arte, ma la gastronomia sicuramente nella padrona, per la qualità dei prodotti primi, è quello che maggiormente, insomma, il prodotto che maggiormente ci caratterizza e ci contraddistingue a livello nazionale e speriamo sempre più anche a livello internazionale. Questa è la nostra finalità del biscotto cegliese.